E sì, hai descritto alla perfezione la partita. Loro abbiamo avuto un blackout totale. Io non mi piace dar colpa al singolo o al reparto. Abbiamo fatto i movimenti sbagliati con una squadra che ha Moretti davanti, che è un giocatore che non perdona. Purtroppo ce l'eravamo studiata bene, dispiace tanto perché era un'occasione ghiotta per noi, per il discorso playoff, ce l'eravamo studiata. Non do colpa ai ragazzi perché le partite non si possono vincere tutte. Abbiamo sbagliato, spero di fare tesoro di questa cosa insieme a loro, di parlarne un attimo nei spogliatoi e di partire la prossima con una mentalità un po' diversa. Ma ripeto, non penso a un problema psicologico perché i miei giocatori sono giocatori comunque tutti di carattere. Tutti i giocatori che comunque hanno dimostrato nell'arco dell'anno di poter stare in questo campionato, insomma voglio dire siamo partiti da lontano, siamo arrivati qui, noi lotteremo fino alla fine, queste quattro partite le giocheremo come se fossero quattro finali, poi io ripeto sempre che il campo è il miglior giudice e vedremo quello che succede.